Il problema dello spopolamento non riguarda solo i veneziani, secondo il rettore dello IUAV Alberto Ferlenga, che sostiene la manifestazione andata in scena alcuni giorni fa in Riva degli Schiavoni. Chiunque ha un rapporto con questa meravigliosa città sostiene deve porsi il problema di come rispondere al grido d'allarme lanciato dai residenti. Se c'è lo svuotamento fisico, che è una questione sicuramente importante, perdere abitanti, perdere attività, perdere cinema, perdere luoghi di svago, eccetera, però c'è anche qualcosa di forse ancora più preoccupante, che è lo svuotamento di senso della città, di significato della città. La città, per essere fruita e usata da turisti che stanno per lo più pochissimo tempo in città, viene trasferita, viene fatta conoscere attraverso quasi degli slogan, e non si può ridurre a slogan la storia complessa di una città come Venezia. La soluzione, riflette Ferlenga, non è combattere i turisti, ma spiegare loro tutto questo prima che arrivino in città. Oggi non viene fatto perché per ragioni di opportunismo si cerca di prendere tutto dal turista nel più breve tempo possibile. La città andrebbe raccontata in un altro modo. Venezia può tornare ad essere una città modello, perché se noi consideriamo Venezia facendo finta di non sapere che è Venezia, abbiamo di fronte una città che possiamo descrivere come una città senza macchine, una città sicura, una città con dei buoni spazi pubblici, dove resistono con delle buone comunità e così via. Cioè una città ideale da molti punti di vista. E questo dobbiamo tornare a far comprendere.